Grande camminatore, dai 15.000 ai 20.000 passi al giorno da quando è andato in pensione per cercare di stare più in forma possibile. E purtroppo questa è stata anche la più sua grande disgrazia. La camminata è quello che l'ha portato via. Strappato alla sua famiglia mentre faceva la sua immancabile passeggiata mattutina, il dolore di Alessandro, Andrea e Catiuscia, i figli di Carlo Alibardi, 83enne, storico commerciante di Abano Terme, morto sabato sera in ospedale dopo essere stato investito da un'auto. L'incidente sabato mattina ad Abano in via Cesare Battisti, a pochi passi dal suo locale, un bar tabaccheria storico del comune. Alibardi stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito da una Toyota Yaris che stava svoltando a sinistra per entrare nel parcheggio. L'anziano è caduto a terra sbattendo violentemente la testa. Trasferito d'urgenza nel vicino ospedale termale, Alibardi è morto in tarda serata. Le sue condizioni erano parse fin da subito molto critiche. Sul posto la polizia locale ha ricostruito la dinamica del drammatico incidente. La sua famiglia era molto conosciuta ad Abano. L'83enne lascia nel dolore la moglie e i 3 figli che ricordano così il papà, grande appassionato di pesca e giocatore di carte. Ogni mattina giocava a briscola. Una grande tempra, un grande lavoratore, onesto, ci ha sempre insegnato l'onestà che è una delle sue grandi doti. E lascia un vuoto, penso, a tutta alla comunità vedendo tutte le mail e le chiamate da parte di tutte le persone e anzi voglio ringraziare tutti perché ci sono molto vicini. I funerali di Carlo Alibardi non sono ancora stati fissati, si attende il nulla osta alla restituzione della salma alla famiglia. Anche il sindaco di Abano, Federico Barbierato, ha espresso la sua vicinanza alla moglie e ai figli di Alibardi. Rappresentava un pezzo di economia aponense storica, uno dei primi bar ad avere la concessione dei monopoli, e la vicinanza va a tutta la famiglia, persona che conosciamo bene tutti ad Abano Terme, impegnata, famiglia di lavoratori. È un lutto veramente ancora di cui ci stiamo chiedendo naturalmente il perché, ed è una mancanza che si sentirà.